E oggi abbiamo fatto una conferenza stampa della 10ª regata Città di Venezia, una manifestazione legata al volontariato. Per il 10° anno siamo in campo ancora per aiutare il volontariato. Sono delle associazioni che purtroppo hanno poca visibilità. Ecco, questo è il nostro compito, vogare, sì, ma per il volontariato e perché il volontariato abbia una visibilità bellissima anche in mezzo allo sport. Noi speriamo che domenica 18 ci protegga, che siano giornate belle e che ci siano molta gente. Questo è il nostro augurio. Salutiamo oggi con orgoglio questa manifestazione che è alla 10ª edizione ed è la manifestazione che lega sport e solidarietà e che a Venezia ha un luogo straordinario in cui manifestarsi, ed è il Rio di Canareggio, che viene sospeso per quel che riguarda il traffico acqueo proprio per ospitare questa unione dei cittadini veneziani all'interno di questa manifestazione che vede regatanti, ma vede anche cittadini impegnati nell'ambito del sociale e tante realtà che si uniscono e fanno vivere questa città che la municipalità vuole appunto viva e sempre attenta ai temi dei più deboli e degli ultimi. Quella di domenica è la 10ª edizione di quello che viene chiamato il chilometro lanciato. In realtà è una regata particolare, a parte perché è a cronometro, ma perché viene realizzata all'interno di quello che è diventato, grazie alla Voga Longa, il palcoscenico della Voga Veneta, cioè lungo il Rio di Canareggio, dove le fondamenta fanno sicuramente da gallerie e il palcoscenico è il canale. Quindi dove la città può sicuramente comunque rivolgersi ed assistere a quello che comunque rimane ad essere l'anello che ci aggancia orgogliosamente all'inizio della nostra storia, cioè il mondo della Voga Veneta. È sicuramente un evento anche che ha un doppio significato, perché le imbarcazioni che correranno saranno unite alle associazioni di volontariato, quelle nobili, e quindi ci sarà un doppio risalto e, ripeto, appunto significato per la città, soprattutto per la grande aggregazione che la città, attraverso il suo mestiere più importante, quello della Voga Veneta, riesce a realizzare. E poi comunque dimostrando tutti assieme che anche malgrado il tempo, le acque alte, la Voga Veneta è quella che appunto dà la possibilità di realizzare ancora aggregazioni in una città che tutti vorrebbero ormai morta. In realtà attraverso la Voga noi dimostriamo non soltanto di esserci, ma essere presenti, attivi e quindi ancora vivi. Viva la Voga Veneta!